Allora, rieccoci insieme con i nostri ospiti. Agostino Padronomo, giustamente una nota positiva, perché così diciamo quando finisce questa parentesi di combattimento ritorniamo magari agli allori che stavamo vivendo, perché nel nostro nord-est c'era, almeno voi come artigiani, stavate dando dei segnali avevate dei segnali importanti di ripresa economica? Beh, a macchia di leopardo, perché comunque la nazione stava crescendo dello 0,2%. Sì, per cui... prendiamo in considerazione noi il Veneto, perché sappiamo che la media italiana, cioè se prendiamo l'Italia, la media si scema addirittura. Ripeto, a macchia di leopardo rispetto alle categorie nelle quali uno poi è collocato. Sicuramente con l'export si stava viaggiando in maniera importante, con dei filoni che comunque davano dei segni di rallentamento, che erano quelli dell'automotive, della moda e dell'arredo, che avevano visto una crescita maggiore all'inizio del 2019 e alla fine del 2019 e il mese di gennaio e fino al 15 di febbraio c'erano dei rallentamenti negli ordinativi. L'automotive, peraltro l'ho anche approfondito come tema con un esperto del settore, è legato anche oggettivamente a uno stato di ricerca che fino a un certo punto arriva e non si riusciamo ad andare altro, per cui tecnicamente ancora non c'è un prodotto soddisfacente che spinga l'acquisto, quindi c'è diciamo un blocco che è anche giustificato dallo stato di arrivo della tecnologia. No? Sì, ma nella realtà in questi territori si produceva, si produce, spero si produrrà anche in futuro il 90% della componentistica dell'automotive di tutte le marche che poi vengono prodotte e assemblate in Germania e in Francia, per cui l'automotive qui è uno dei settori che sono trainanti. C'era anche un forte rallentamento rispetto a quella che era tutta quanta la filiera derivante dalla concia, che era andata in crisi di nuovo, e c'erano altri settori che andavano bene, soprattutto quelle delle costruzioni delle macchine utensili e delle macchine utensili che trasformano l'agroalimentare. Quelli erano settori che stavano tirando bene e che come mercato ovviamente avevano al 60-70% il mondo, non tanto il mercato domestico. E questi adesso come stanno? Cioè quelli che erano in crescita, che momento stanno attraversando adesso? Avete qualche dato? Beh, il dato che abbiamo è la preoccupazione di cui parlavo prima, che era quella di una difficoltà di riparimento della materia prima, perché le commesse ci sono ancora, ovviamente quelle non sono commesse quotidiane, sono commesse che hanno un perimetro temporale di esecuzione che vanno dai 3 mesi ai 6-7 mesi. Quindi noi siamo un anello importante di una filiera produttiva. Esatto. Quindi se il nostro anello si interrompe, la filiera si interrompe. Sì, si interrompe la filiera, fermo restando che se il committente è tedesco magari trova anche in Francia e in Spagna qualche risposta, per cui perdere clienti è il terrore che sta così alimentando anche quello che è il sentiment dei nostri imprenditori. E che va riferito in qualche modo agli organi governativi che magari non sono tanto esperti e avvezzi in queste cose qua, ed è un po' quello che diceva anche il presidente Enrico Carrarno degli industriali. Noi abbiamo rapporti con altri, siamo parte di una catena produttiva che ha dei filoni che proseguono all'estero, se ci interrompiamo rischiamo che ci sostituiscano, perché questo avviene, e rischiamo di uscire dai giochi, quindi è pericolosissimo sotto certo punto di vista, cioè la catastrofe potrebbe essere enorme. Concorda a questo punto di vista? Sì, certo, perché c'è un paradosso anche che in qualche modo è appena stato paventato in qualche maniera. Chi aveva degli ordini a lungo respiro, soprattutto con l'estero, in questo momento è addirittura in difficoltà. E questo succede per esempio alla nostra azienda, perché i nostri clienti... Che settore è la vostra azienda? Noi facciamo pavimento tecnico sopraelevato per gli uffizi, per gli edifici. Il nostro cliente che ha dei cantieri in giro, i nostri clienti in giro per il mondo che hanno dei cantieri, sono preoccupati all'idea che l'Italia chieda tutto, per cui loro non avrebbero più il materiale. E così pressano noi, ma non solo, per avere sempre più roba in tempi sempre più stretti, e quindi c'è questo paradosso di dover fare molto di più in questo periodo con una serie di oggettive difficoltà che ci sono. Il motivo, ed è legato a ciò che dicevate voi, il motivo per il quale noi siamo fortemente contrari a una chiusura tout court di tutte le attività produttive è proprio quello legato al fatto che se noi non diamo la sensazione ai nostri clienti di esserci anche domani,
e di rispondere alle loro esigenze anche dell'oggi, il rischio è che dopo veniamo sostituiti. E questo è un rischio grosso, perché noi abbiamo detto no, continuiamo a lavorare? Avremmo voluto magari più forza, energia e soprattutto più chiarezza in tutti quelli che sono i dispositivi personali e le metodologie di lavoro in sicurezza, piuttosto che vedere questa cosa che chiude un po' genericamente tutto. Perché questa nazione non può fermarsi. Questa cosa finirà. Però se la produzione nazionale si ferma, siamo cioè, questa cosa finirà, dobbiamo essere più sereni, più fiduciosi, naturalmente tutti fare la nostra parte e anche di più, ma quando questa cosa finirà noi non possiamo fuori dai giochi. Aver distrutto tutto quello che c'era. Se ci dicono state in casa, stiamo in casa nostra ci sono i rischi di ammalarsi con i nostri parenti o gli amici che magari non dovrebbero arrivare. Nelle aziende medio-piccole l'ambiente di lavoro gli amici che è non dovrebbero arrivare. Sì. E quindi i rapporti sono con persone che comunque sia noi con cui abbiamo contatti da mesi e mesi. Per cui c'è una sorta di difesa di gregge, diciamo così. Chiaramente nei momenti di difficoltà e quando la scienza ci dice guardate che questo non basta, allora tutti gli strumenti, mascherine, guanti, distanze e tutto il resto. Ma fermare tutto no. L'idea di fermare tutto può venire purtroppo a chi non ha idea di che cosa sia il lavoro e la manifattura. E purtroppo la nostra classe politica in questo momento ha dimostrato dei limiti enormi, perché è composta di persone che purtroppo con una buona percentuale sono stati bravissimi a prendere i voti e meno bravi a far arrivare in Parlamento e al governo persone che avessero competenze. Perché questa storia, scusi, dell'uno vale uno quando si vota, ma quando ci sono da fare le cose che richiedono conoscenza, non è vero che uno vale uno. La conoscenza è un valore e va rispettato. Certo che chi ha conoscenza deve anche mettersi a disposizione e non fare lo spocchioso. Tutti i meccanismi che speriamo di arrivare a attivare al più presto. Voi avete avuto un confronto, penso anche con Fabio, insomma adesso vi rivolgo a lei, dopo ci dirà se anche voi avete avuto un confronto istituzionale, nella fattispecie col sottosegretario all'economia, in cui avete presentato 11 punti di richieste ben precise, puntuali, ma nel vostro sentiment, nel suo sentiment, percezione, visto che rappresenta la categoria, come se fosse, avesse alle sue spalle questo carico di anche responsabilità di tantissimi artigiani, c'è la percezione di come vivono la realtà economica, come diceva un po' il Presidente, le aziende, i timori che ci sono e quindi i rischi, perché prendere una decisione di un certo tipo ha delle ricadute spaventose. Adesso, a parte quelle che si vivono, le immediate, il turismo, cioè il settore turistico sta barricando tutto, cioè è una tragedia e questo secondo me andrà avanti chissà quanto. C'è questa cosa, cioè percepiscono le forze politiche questo? Perché io dico sempre, se tu vivi, sei in un ruolo istituzionale, hai il tuo bello stipendietto, tra l'altro bello poderoso, che comunque ti consente di andare avanti tranquillo, succeda quel che succeda, e pagarti anche eventuali cure mediche extra, sei tranquillo. Se tu viceversa cioè hai una responsabilità di un'azienda, di tasse da pagare, dopo vedremo gli 11 punti di richiesta, dipendenti, strutture e davanti il baratro di eventualmente essere sostituito, non hai quella tranquillità e quella leggerezza d'animo. Lo vedremo già da domani mattina, voglio dire, domani è previsto un Consiglio dei Ministri. Sono ogni giorno che ne sei una. Sì, però ce n'era uno e ogni sempre giorno con i risultati in nottata. Aveva a che fare con delle ordinanze che erano legate a quello che era l'allarme sanitario. Domani ci hanno preannunciato e ci saranno dei provvedimenti che hanno a che fare invece con l'altra tragedia, che è quella economica. Per cui già da domani mattina lo vedremo. Quello che siamo assolutamente sicuri è che noi in questo momento stiamo monitorando come associazioni di categoria la situazione in maniera puntuale e precisa, cioè come negli ospedali si sta misurando la febbre agli ammalati, noi abbiamo la capacità di misurare la febbre alle imprese, perché siamo subissati da centinaia di telefonate.
stamattina è stato un delirio, poi anche questo atteggiamento di emanare decreti alle 10 di sera, io ho avuto stanotte 3 team, area lavoro, area sicurezza e area finanza, che hanno lavorato tutta la notte perché stamattina alle 8.01 avevamo i telefoni rossi di soci e anche non soci che chiamavano in associazione e le richieste erano di questo tenore. Come posso migliorare la sicurezza nella mia azienda visto che posso tenere aperto? Come farò lunedì a pagare le scadenze di lunedì, che essendo il 16 ci sono tutte queste scadenze importanti? E quell'altro era: che indicazioni devo dare ai miei dipendenti affinché veramente non siano degli elementi contagianti. E allora lì bisogna dare delle risposte che devono essere le più autorevoli possibili, che devono andare nel solco di quelle che sono le normative, di non raccontare fandonie, e non sempre è così facile perché avendo così poco tempo per analizzare, elaborare, notte e tempo peraltro, alcune cose in decreti che non sono chiarissimi, perché si chiudono un sacco di attività, poi ci sono una fila lunghissima di situazioni in deroga, che poi alla fine abbiamo capito che chiudono i negozi di abbigliamento, i casalinghi. No, casalinghi neanche no. No, casalinghi intendo come suppellettili. Suppellettili, ok. Sì. Quelli che vendono le pentole. Perché per il resto. Ma alla fine abbiamo una serie di deroghe rispetto a quelle che dice: vabbè, ma chi è che chiude allora? I bar, va bene, ma, per carità, ma bar, e diventa difficile anche dare delle indicazioni, per cui veramente l'assistenza delle associazioni categorie in questo momento, anche nell'andare a dare delle indicazioni su come comportarsi, credo sia basilare. Noi stiamo tentando di dare il meglio di noi. E le preoccupazioni hanno un filo conduttore, ovviamente. Quel filo conduttore noi lo riassumiamo in una sorta di sintesi ed è quello che poi portiamo ai nostri parlamentari, tanto del territorio, quelli con i quali abbiamo maggior confidenza, anche maggior occasione di incontro, e poi ci facciamo portavoce nella nostra catena della rappresentanza a livello nazionale rispetto a quelle che sono le esigenze dei territori, che non sono tutti uguali, voglio dire, rispetto alle peculiarità del territorio, rispetto alle specializzazioni del territorio, dove c'è più manifattura, dove c'è meno manifattura, dove c'è più export o c'è più mercato domestico, e lì bisogna poi dare a chi fa sintesi nazionale delle linee ben precise, in maniera da far arrivare al governo quelle che sono le richieste, che devono essere le più esaustive poi possibili nelle risposte. Assolutamente, sì, Presidente. Guarda, lei dice... No, perché mi ricollegavo proprio questo al termine sentiment, no? Cioè a quello che capisce questa gente. Ora, voi avete letto la lettera che ha scritto il Presidente della Lombardia al governo per chiedergli di chiudere tutto? Io sì. Sono pochissime righe e parla di parrucchiere, di bar, di ristoranti e tutto, dice cosa deve succedere e poi vi leggo la chiusura. È fatta salva l'individuazione da parte della Regione Lombardia delle attività indifferibilmente necessarie. Si comunica che per quanto riguarda i restanti settori dell'attività produttiva è già stato raggiunto un accordo con Confindustria Lombardia che provvederà a regolamentare l'eventuale sospensione o riduzione delle attività produttive delle imprese. Ma dove viviamo? La Lombardia ha 10 milioni di abitanti ed è la potenza economica e produttiva più importante d'Italia. E questa gente, queste persone, scrivono al governo dicendo: di questo occupati tu. E poi l'associazione privata unica deciderà quali sono i motivi della sospensione o della limitazione. Questo vuol dire non avere la percezione di cos'è questa nazione, dove artigiani e piccole imprese sono il 90% delle attività. Vuol dire non aver capito, cioè siamo di fronte a persone che probabilmente nella gravissima difficoltà di una situazione che dal punto di vista sanitario è pesante e quindi richiede risposte, non ha capito che cosa. Tra l'altro anche proprio come livello istituzionale, io governo ricevo dalla Lombardia l'indicazione di andare a parlare con un'associazione di categoria perché deciderà che cosa resta aperto, cosa resta chiuso. Scusatemi lo sfogo, ma...
Ieri sera lui ha letto la lettera, ma quando è arrivato a questo punto qua, che io ho visto ieri nelle comunicazioni ufficiali, si è fermato il servizio. Anche perché non avrebbe titolo, cioè un'associazione di categoria non penso che abbia titolo di dare disposizioni. Ma poi avesse detto, sentiremo tutti, ma una! Allora, la situazione è difficile, è contingente, è tutto. Viviamo tempi molto complessi, però un po' di serietà e un po' di riallineamento, questo sì, perché i problemi veri saranno altri. I problemi veri saranno, per esempio, quelli dei soldi. Noi non possiamo, ancora oggi, lunedì, ci sono i versamenti da fare e non si sa se... E dice, forse poi saranno qualcosa che andrai a pagare in meno di tasse alla fine dell'anno. No, non è questo il meccanismo. Il meccanismo è trovare immediatamente delle barriere che fermino dalla caduta nel baratro aziende, piccole imprese, persone che poi cadono nella disperazione. Questo è quello che va fatto. Il resto lo vedremo, tireremo fuori i soldi che ci sono e prima o poi, come dicevo prima, magari andremo anche a parlare in Europa. E questo varrà non solo per noi, varrà per tutti. Noi abbiamo un fondo salva stati, ve lo ricordate? L'Italia ha versato 43 miliardi, credo. Questo fondo salva stati è là, congelato, ma più salva stati, cioè più salvare gli stati di affrontare situazioni di contingenza così drammatiche, che cosa c'è? Magari potremmo cominciare a parlarne. Poi ci saranno le regole, ci sarà tutto quello che vogliamo, ma le regole a questo punto devono essere diverse. Non è per dire adesso chiediamo 1.000 miliardi e li stamperemo creando disastri, infatti. Però va rivisto molto. Speriamo che l'intervento della Presidente di ieri non fosse solo formale, ma che sia l'apertura. Oggi addirittura la Merkel ha detto che non è più il momento del rigore, il che non vuol dire buttiamo via i soldi finalmente, però ragioniamo in termini diversi. Speriamo che questa drammatica esperienza insegni qualche cosa in fretta a tutti noi, a noi singoli nei nostri comportamenti e poi via via salendo. Via crescente, assolutamente. Alla luce di questo, accennavo anche prima, voi avete fatto 11 istanze proprio che riprendono anche al governo sostanzialmente. Quali sono le più urgenti, al di là della sospensione dell'IVA, però ricordiamole un attimo. Avevano a che fare con la situazione di inizio settimana e adesso è in continua evoluzione. Quindi avrete un altro incontro? Ne abbiamo, ce ne vorranno più di uno, di un altro incontro, chissà quanti. Cos'è che c'è di maggiore urgenza? La maggiore urgenza è derivante dalle, come abbiamo già detto più volte in questa nostra serata, sospendere i versamenti di lunedì, che sono quelli più contingenti, più urgenti e più impellenti, perché sono il lunedì 16, sospendere fino al 30 di aprile almeno, sospendere anche tutte quelle pratiche burocratiche che ci sono. Mi viene da dire, ho dei dipendenti che devono fare della formazione per il rinnovo del libretto di carrellisti. Che sembra una stupidaggine, però senza di quello non possono lavorare. È evidente che se ci fermiamo per 2 mesi, poi nel momento della ripresa i centri di formazione sono tutti fermi, come tutte le scuole di ogni ordine e grado. No? Questo è un esempio banale, ma per dare il senso di cosa vuol dire. No? Per cui che vengano slittate tutte le scadenze che c'erano, ma non solo quelle, anche tutta un'altra serie di incombenze burocratiche, di dichiarativi sanzionati e sanzionabili peraltro se non si ottempera alla norma, per cui anche questo tipo di scadenze, non solo quelle economiche ma anche quelle burocratiche. Poi che ci sia la possibilità da parte del governo di farsi parte attiva da una parte verso le banche centrali, per cui presso Banca d'Italia, affinché venga bloccato il rating delle imprese alla situazione pre-crisi, perché qui ci sarà bisogno sicuramente di aperture di credito e se l'apertura di credito poi viene data su una misurazione della capacità restitutiva della singola impresa con un rating peggiorato dalla situazione di crisi, è evidente che questo non riuscirà mai, questa impresa, ad avere della nuova finanza, ad avere del credito, per cui ci sia una norma
di Banca d'Italia per quanto riguarda le banche vigilate da Banca d'Italia, ma fare pressione sulle comunità europee affinché faccia a sua volta pressione su BCE affinché ci sia appunto questo provvedimento. Dopodiché, proprio per andare anche nel verso delle banche che possono mettere a disposizione i fondi, che si chieda che le banche, per gli speciali plafond che metteranno a disposizione per le aziende per il coronavirus, che non abbiano necessità di fare gli accantonamenti al patrimonio in vigilanza. Questo farebbe anche un effetto moltiplicatore rispetto alle risorse messe a disposizione, che potrebbero essere maggiori, e con anche un sistema burocratico interno poi di erogazione estremamente molto più veloce. Poi le casse integrazione in deroga, perché quelle regionali sono state attivate subito, in tempo zero, con una delibera di giunta, è proprio molto veloce, che succeda questo domani mattina. E poi una cosa che abbiamo chiesto allora, che si può anche adesso procrastinare perché la situazione è anche cambiata, quella di farsi parte attiva nei confronti del Ministero degli Esteri e del MISE, del Ministero dello Sviluppo Economico, nella sezione commercio estero, affinché si ricostruisca l'immagine dell'Italia. E questo dovrà fatto successivamente. E questo comunque lo abbiamo chiesto allora, ma ripeto, qui la situazione è talmente in continua evoluzione, dove qualcosa che sembrava grave 3 giorni fa adesso cala di gravità e vengono avanti altre situazioni molto più impellenti e molto più urgenti. Perfetto, siamo in chiusura. Una battuta lei, Presidente, anche? Una ristanza che avete fatto, farete urgentissima, proprio una battuta. Sì, noi avevamo in una lettera dato una serie, diciamo, di suggerimenti. Uno, cioè quello che ci aspettavamo, uno per esempio era che venisse emanata una normativa transitoria, perché con le regole che ci sono adesso noi qua non possiamo più muoverci. Un'altra era quella che ci fossero eventualmente dei commissari ad acta per gli enti locali di qualsiasi livello, perché non è possibile che ci siano singoli che si mettono di traverso. Queste erano le varie cose. Il dettaglio poi appunto varia talmente tanto di ora in ora che sarà difficile. La battuta è: siamo seri, siamo credibili, ma soprattutto siamo fiduciosi, perché questa cosa finirà e non possiamo arrivarci tristi. Dovremmo trovare il modo per arrivarci almeno sereni e così dopo saremo in grado di ripartire, altrimenti ci vorrà poi un ulteriore periodo di risanamento emotivo. Anche quello. Grazie Presidenti di essere stato qui con noi. Io vi rinviterò naturalmente, perché visto che le cose corrono con una velocità della luce, giustamente per tenere aggiornate le tante persone che ci ascoltano su cosa i provvedimenti che vengono richiesti, le istanze, quindi farvi un po' portavoce delle categorie che rappresentate, che sono la maggior parte dei lavoratori del nostro territorio. A voi grazie di averci seguito, restate qui con noi perché la trasmissione non finisce, salutiamo i nostri ospiti, c'è la pubblicità, poi c'è un'altra parte di approfondimento molto interessante, quindi vi aspetto tra poco.